Buon pomeriggio a tutti e grazie per la vostra partecipazione a questa conferenza stampa, diciamo online, come ci impone il periodo. A me il compito di introdurvi in questo progetto dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani in collaborazione con l'Unione delle Società Corali Friulane. In realtà non è un nuovo progetto, ma è solamente la continuazione di una grande collaborazione che ci ha visti protagonisti l'anno scorso. Infatti proprio in questi giorni, nel 2019, stavamo ultimando le prove generali quasi, per un grande spettacolo che avrebbe debuttato il 23 di dicembre al Teatro Giovanni da Udine in occasione del tradizionale concerto di Natale offerto alla cittadinanza dal comune di Udine. Un concerto che guardandolo ora sembra lontano anni luce, perché a quest'ora sul palco del Giovanni da Udine eravamo oltre 180 musicisti tra orchestrali, cantanti e coristi assieme per dar vita a un grande concerto, impegnati nell'esecuzione della Mass of the Children di John Rutter. Il progetto, dal titolo New Era, è stato un progetto di grande collaborazione che ha visto la presenza dei giovani musicisti dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani, della partecipazione di un grande coro rappresentativo dell'USCF, quindi un coro che al suo interno ha visto l'unione poi di altre realtà corali, di 4 realtà corali che hanno dato vita appunto a un coro rappresentativo, il piccolo coro Artemia di Tor Viscosa, che è una realtà ormai affermata a livello nazionale, assieme a 2 giovani cantanti emergenti che sono il soprano Elisa Verzier e il baritono Christian Federici, proprio quest'ultimo che in questi giorni sta riscuotendo insomma un successo personale a livello anche internazionale. Il progetto per noi è stato molto importante l'anno scorso, perché è un po' anche la filosofia della nostra associazione, della nostra orchestra. L'orchestra infatti crede molto nella collaborazione fra realtà artistiche del territorio e il progetto New Era nello specifico ci ha permesso di unire insieme centinaia di persone di tutta la provincia di Udine, quindi da Aquileia fino a Gemona, da Tor Viscosa a Udine, tutti insieme per dar vita a una collaborazione sana, a un circolo virtuoso, sottolineare quale secondo noi è la strada della cultura del futuro, che è quella del dialogo, dell'impegno e dell'unione delle forze. Ritengo che acquisisca ancora più significato, soprattutto in questo periodo che vediamo che la cultura vive una fase di forte difficoltà dovuta alla situazione della pandemia. Ecco, venendo al progetto, il progetto New Era è diventato un CD. A distanza di un anno abbiamo dato vita a una pubblicazione, a un CD, e quindi l'esecuzione live della Mass of the Children di John Rutter assieme a una selezione di brani della prima parte del concerto, una selezione di brani orchestrali. Sottolineo che all'interno del progetto, che è stato ideato assieme al Comune di Udine proprio per il concerto di Natale, vi è un'ulteriore collaborazione con il Comune di Udine, quindi un intersecarsi di diverse progettualità, in particolare il progetto che ha visto l'anno scorso impegnate diverse realtà nella valorizzazione della furlana in tutte le sue forme, di cui dopo sicuramente parlerà il nostro direttore artistico Alessio Venier. Ecco, io non mi dilungo oltre, ma ringrazio tutti un po' gli attori di questo grande progetto e in ultima istanza del CD che presentiamo oggi. Innanzitutto il Comune di Udine, nella persona dell'assessore Fabrizio Cigolot, che è stato un po' l'anima assieme a noi e l'occasione che ci ha dato la possibilità insomma di creare questo grosso progetto. Progetto che ricordo, visto anche la virtuosità dello stesso, è stato replicato poi il 5 gennaio a Palmanova, quindi ringraziamo anche l'amministrazione comunale di Palmanova che ci ha sostenuto nella replica del concerto. L'USCF ovviamente nella persona di Federico Driussi, presidente, e di Andrea Verturini, direttore artistico, con il quale abbiamo lavorato alacremente per creare questo progetto. Telefriuli, che è il nostro media partner, che ha registrato il concerto e l'ha diffuso in replica sull'emittente, e poi i nostri partner, diciamo, che si sostengono durante tutto l'anno, che sono la Fondazione Friuli, la Regione Friuli Venezia Giulia, non da ultimo la Fondazione Teatro Giovanni da Udine, assieme al maestro che ha orchestrato un po' tutto questo assieme di persone, che è il maestro Walter Temmel, che ringraziamo ancora. In chiusura, prima di passare la parola al presidente dell'USCF,
vi faccio presente che i CD saranno disponibili, diciamo, su prenotazione in maniera gratuita, scrivendo all'indirizzo info@filarmonicifriulani.com o direttamente dai nostri canali Facebook, dal nostro sito, o anche chiedendo informazioni attraverso l'USCF, www.uscf.com. Bene, io vi ringrazio e do la parola a Federico Driussi per diciamo un ulteriore come dire, rinforzo di quella che è la collaborazione nata un anno fa e che oggi continua con questo CD. Prego Federico. Grazie, buongiorno a tutti. Mi collego a quanto detto prima da Gabriele sulla collaborazione tra i filarmonici friulani, il Comune di Udine e tutte le nostre realtà corali. Io credo che sia fondamentale questa operazione sinergica che ci ha portato questo lavoro che oramai è un anno e mezzo, diciamo, è partito nella primavera del 2019 e si conclude oggi con la presentazione di questo CD. Secondo me è molto importante operare in queste realtà con questi gruppi, con questi cori, che sono di ottima qualità, basta che voi andiate a vedere il curriculum di tanti cori che hanno partecipato a questo progetto, le varie manifestazioni a cui hanno partecipato, ma anche a vari concorsi e quindi sono cori di alto prestigio e sono cori amatoriali. Io tengo sempre a precisarlo. Far sì che questi gruppi corali, assieme a un'orchestra di giovani, perché se guardate la foto che c'è poi nel CD, in questo gruppo di 180 persone ci sono tantissimi giovani, sia dal coro Artemia, che è un coro di eccellenza a livello internazionale, ma anche i coristi e l'orchestra Filarmonici Friulani, che ringrazio per la sempre presente collaborazione con noi, sono tanti giovani e questo ci fa ben sperare. Noi da sempre puntiamo sulla valorizzazione dei cori giovanili, dei giovani, ma soprattutto è da anni che lavoriamo con i maestri. Formare i formatori vuol dire crescere come maestri. Alla fine del percorso accademico in conservatorio, certamente noi siamo disponibili, e lo facciamo da tanti anni, ad aiutarli a crescere attraverso approfondimenti. Questo vuol dire che c'è poi un ritorno a livello corale, e questo CD ci porta la cartina di tornasole su questo lavoro che stiamo facendo. Questo è un progetto, ripeto, nato nell'estate del 2019. Stiamo già pensando naturalmente ad altre cose, ma mi corre l'obbligo di ringraziare l'assessore Cigolò, sempre disponibile per darci una mano come Comune di Udine, ma devo dire che la nostra associazione è riconosciuta a livello anche regionale, perché la Regione ha dato riconoscimento e ci sostiene per fare questi progetti. Questo progetto, questo CD è anche aiuto dei fondi che arrivano dalla Regione attraverso l'USCI Friuli Venezia Giulia, attraverso dei bandi, e devo dire che da sempre l'amministrazione regionale e anche i vari comuni dove vengono svolti i concerti sono molto sensibili a queste progettualità. È vero che bisogna proporre anche cose importanti e di spessore. Farle però con dei cori amatoriali e con giovani come l'orchestra Filarmonici Friulani, devo dire che è un ulteriore benefit, è un ulteriore importante passo nella crescita della nostra coralità, ma anche della proposta che passiamo ai nostri uditori o al pubblico a cui ci rivolgiamo. Ma è bello che questa collaborazione possa continuare e portare a tutti noi dei benefici. Credo che i cori e anche i ragazzi dell'orchestra dei filarmonici oramai si sia instaurato questo rapporto importante e che possa continuare. Ringrazio
permettetemi, i cori e le vorrei citare: il coro Glemonensis, diretto anche dal maestro Gabriele Belsan, il coro Juvenes Armonie, diretto dalla maestra Eleonora Petri, il Multifarian, diretto da Michele Gallas, il piccolo coro Artemia, diretto dal maestro Denis Monte, e il Polyvoice di Aquileia, diretto da Barbara Di Bert. Un grazie particolare anche a Denis Monte, che poi ha assemblato tutto il lavoro dei cori, e naturalmente a Alessio Venier e a Gabriele Bressan. Un particolare grazie, permettetemi, mi associo a quanto detto da Gabriele prima, al maestro Walter Kemmel per aver dato lustro da tanti anni a questo lavoro che facciamo con i cori e l'orchestra. Walter è un amico da una vita e sta facendo tanto per noi. Basta guardare il suo curriculum per capire di chi stiamo parlando. Un'ultima cosa, un grazie, veramente un grazie, perché è il mio braccio destro, ma è una parte anche del sinistro, assieme al consiglio direttivo e alla commissione artistica, ad Andrea Venturini, che è il mio direttore artistico e che è un punto di riferimento importante per tutta la nostra coralità. Mi auguro che tutti questi progetti, ripeto, possano essere ripetuti, ma soprattutto ci siano nuovi progetti da presentare e da portare al pubblico. Un grazie, visto che siamo in questo periodo di festività, un augurio a tutti, di buone feste. Grazie Federico. Sì, come ha sottolineato il presidente De Iussi, è stato un grande risultato quello che abbiamo raccolto dopo New Era, non soltanto per l'ampiezza delle realtà coinvolte, ma anche per la qualità raggiunta. E allora su questa scia, diciamo, passo la parola al direttore artistico dell'Orchestra Filarmonici Friulani, Alessio Venier, che ci illustra un attimo il programma e l'aspetto, diciamo, artistico della produzione. Grazie Alessio. Sì, buon pomeriggio. Dunque, mi ricollego anche a quanto diceva il presidente Driussi poco fa sulla dimensione della collaborazione e della sinergia. Si parla di collaborazione sana, di una sinergia sempre costruttiva. E un po' questo era il filo conduttore di tutto il programma del concerto. In particolare chiaramente spicca la messa di John Rutter, la Mass of the Children, che appunto è il lavoro più ampio che abbiamo eseguito semplicemente per la presenza di numerosissime persone, no? Il lavoro orchestrale, corale con solisti, che un po' era la punta di diamante del programma, se così vogliamo, che era qualcosa che noi dal punto di vista orchestrale da tempo cercavamo di realizzare, perché appunto questo programma era in cantiere da mesi, cercavamo un'occasione per poter presentare al pubblico, che all'epoca era ancora grande pubblico, insomma adesso per forza di cose ci siamo ridimensionati un po' tutti, era un modo per introdurre delle opere contemporanee o comunque insomma di scrittura estremamente recente, per cui la Mass of the Children si parla appunto degli ultimi anni del XX secolo, quindi storicamente parlando è l'altro ieri, un po' per sfatare un mito, una certa cattiva fama della musica contemporanea, magari percepita come ostica o come difficile da ascoltare. Quindi questa collaborazione si è inserita benissimo, ecco, nel nostro filone di programmazione, e quindi abbiamo portato in scena questa opera grandiosa, veramente, che coinvolge un numero di persone che, lo dico con una certa commozione, veramente mi emoziona ripensare a quando abbiamo portato in scena questa messa, perché è stato, nostro malgrado, uno degli ultimi momenti in cui su un palcoscenico si è vista così tanta gente tutta insieme. Insomma, questa è una cosa che è difficile dimenticare, almeno in questo periodo, ecco. Quindi, ecco, come dicevo, questo è stato un po' il fulcro del programma. Per quanto riguarda invece la prima parte, di cui appunto si trovano le tracce in senso proprio discografico, nel CD, abbiamo comunque ripercorso questo aspetto della collaborazione e della sinergia,
cercando un po' un comune denominatore che si è rivelato essere la danza. Quindi la danza come appunto sinergia costruttiva, una collaborazione anche di movimento tra tutti per la creazione di un risultato che è sempre comunque superiore alla somma delle singole parti. Quindi ci piaceva percorrere un po' questo filone e quindi abbiamo un po' spaziato con una certa libertà seguendo questo fil rouge. In particolare abbiamo eseguito, insomma, nel CD troverete 2 brani dalla suite dello Schiaccianoci di Piotr Ilyich Tchaikovsky, quindi la favola di Natale per eccellenza, e non a caso i movimenti sono 2 danze. Chiaramente lo Schiaccianoci è un balletto, per cui abbiamo scelto il Triepak, danza russa, quindi uno dei pezzi più famosi in assoluto probabilmente, e invece, che quindi rappresenta un po' il momento un po' più vitalistico, è un momento un pochino più riflessivo con la danza araba quindi. Segue, e qui diciamo c'è stata una curiosa coincidenza, insomma, una suite di furlane che noi avevamo pensato appunto. La furlana è una danza appunto originaria del Friuli, poi esportata a Venezia e da lì diffusasi in tutto il mondo. In particolare nel 6-700 ha avuto una discreta fortuna e in tutta Europa abbiamo cercato appunto di pescare una serie di furlane d'autore per dimostrare la grandissima diffusione, la grandissima varietà e versatilità di questa forma di danza. In particolare troverete una furlana di Johann Sebastian Bach tratta da una suite orchestrale, quindi siamo in area tedesca nel barocco, una furlana di Gerald Finzi, compositore inglese del primo Novecento, quindi tutt'altra atmosfera, diciamo, tutt'altro periodo culturale, per clarinetto e archi, questa volta con il clarinetto solista di Giacomo Cozzi, e in ultimo una furlana tratta dalla Gioconda, che è un'opera di Amilcare Ponchielli, quindi una grande scena che conclude un atto dell'opera, una grande scena di danza collettiva, insomma. E questo è stato un po' il programma che noi abbiamo cercato di sviluppare, anche con naturalmente un occhio quanto più possibile attento anche alla facilità di ascolto e, perché no, insomma, a una certa festosità generale dovuta appunto al periodo, ecco. Grazie Alessio. Passando la parola a un altro direttore artistico che è quello dell'USCF e ricordando anche l'emozione di entrare al teatrone e vedere queste luci e diciamo il teatrone tutto esaurito al concerto di Natale, soprattutto magari per noi addetti ai lavori è un po' più, come dire, capita più spesso, ma penso che per i cori amatoriali del Friuli Venezia Giulia sia stata una grandissima possibilità e parlando con diversi coristi ancora oggi, insomma, lo portano nel cuore come un bel momento. Perché è importante fare queste collaborazioni, Andrea Venturini? Beh, allora per noi è stata, intanto buon pomeriggio a tutti, per noi è stata una grande sfida, direi una sfida vinta, perché i risultati, chi avrà la possibilità di ascoltarli sul CD, come chi ha già avuto modo di essere presente ai 2 concerti che avevamo realizzato, i risultati sono ben visibili. Dobbiamo pensare che la nostra associazione è un'associazione che raggruppa tutti i cori amatoriali e purtroppo c'è ancora il pensiero che i cori amatoriali sono quelli che fanno esclusivamente folklore oppure che fanno esclusivamente attività ricreative. Invece questo concerto penso dia la dimostrazione esattamente contraria. All'interno della nostra associazione ci sono molti cori e la gran parte, tantissimi, sono di altissimo livello e quindi questo concerto lo dimostra ulteriormente. È stata, dicevo, una sfida perché comunque mettere assieme 4 cori adulti e un coro di bambini, il coro di Tor Viscosa sappiamo essere una delle realtà più alte e importanti in tutta Italia come cori di voci bianche. Dicevo, è stata una sfida anche per questi 4 cori, una sfida non certo priva di difficoltà. Ed è stata una sfida che ha impegnato i cori per diverso tempo
con anche dei momenti di difficoltà, diciamocelo francamente, sono stati dei momenti anche un po' così in cui si temeva di non riuscire ad arrivare nei tempi giusti, così, però poi insomma dopo, grazie anche alla buona volontà dei coristi, agli stimoli che il maestro Temel ha saputo dare, alla bravura, ecco, devo ricordare di Dennis Monte, che ha fatto un po' da collante tra tutti i cori e si è occupato della realizzazione nel complesso della parte corale. Tutte queste cose ci hanno portato a poter fare una realizzazione che io penso resterà nei ricordi dell'associazione per anni. Io mi auguro che questa sia soltanto l'inizio di un percorso che l'Unione Società Corali farà assieme ai Filarmonici Friulani, che ringrazio veramente sentitamente. È un'orchestra fenomenale di ragazzi molto giovani che ci hanno proposto quest'opera, oltretutto, che secondo me era per noi ideale, perché è un'opera sì contemporanea, però è anche una musica accattivante, non ha gli estremi della musica contemporanea, quindi anche chi non è abituato alla musica più recente, così, penso abbia avuto modo di apprezzare. È una letteratura che è affrontabile anche dai nostri cori senza difficoltà pazzesche, e quindi il risultato è quello che avrete modo di, mi auguro in molti, ascoltare su questa pubblicazione. Molto volentieri avremmo messo in scena un altro spettacolo quest'anno. Purtroppo gli eventi ci hanno costretto così, speriamo il prossimo anno di poter recuperare con un'altra imponente messa in scena di qualche opera che merita l'attenzione sia nostra che del pubblico. Grazie Andrea, benissimo hai fatto a ricordare il maestro Dennis Monte, che è il maestro del piccolo coro Artemia di Tor Viscosa, che ha avuto un ruolo chiave anche nella produzione del CD, quindi lo ringraziamo veramente di cuore per la sua professionalità e sempre disponibilità. E ora guardo al maestro Walter Temel, ricordando anche un altro momento, perché l'ultima traccia del CD è il nostro bis, sempre di Ratter, Star Carol. Ricordiamo con piacere il momento in cui tutto il teatrone, tutto il pubblico del teatro, diciamo, l'abbiamo coinvolto facendolo applaudire non sulla canonica marcia di Radetzky, ma su Star Carol di Ratter. E questo è solo merito del maestro Temel, che ha concertato tutto questa messa in scena con 180 musicisti. Prego, Walter. Sì, buon pomeriggio a tutti. Allora, sono tante cose che mi ricordano ormai, cioè, intanto l'età che ho e tutto quello che ho fatto. E non so se questo è stato forse uno dei più bei concerti che io, ovviamente, di cui io ricordi, soprattutto fatto in teatro con questo clima eccezionale. Adesso non so se il dottor Cigolot forse è parte in causa, nel senso che porta fortuna, perché mi ricordo che anche col dottor Cigolot negli anni addirittura 80, adesso non esattamente, abbiamo fatto dei grossi concerti, no? Con Perosa, con musiche organizzate anche dalla provincia, eccetera. Quindi non so adesso se è un caso di questo rincontro a distanza, perché sono passati gli anni, però sia adesso sia quella volta c'è stato proprio un grande coinvolgimento di pubblico, di orchestra e di cori, perché anche lì c'erano vari cori, ecco, riuniti. Quindi intanto grazie anche al dottor Cigolot per avere un po' fatto da tramite per questa operazione culturale. Poi cosa c'è da dire? C'è questa orchestra giovanile, Filarmonici Friulani, che mi invitano e dove io mi sento a casa, mi sento amato anche, perché io li amo. Cioè, e quindi è come dire, ed è giusto, no? Che questa orchestra, insomma, deve assolutamente avere il sostegno delle amministrazioni pubbliche a qualsiasi livello, da livello comunale, locale, fino a livello regionale, perché è lì il futuro
qualitativo del nostro Friuli. Poi chiaramente il caro Alessio mi invita, perché ci conosciamo da giovane, però ormai io ho raggiunto, sono ormai dipendente dell'INPS da poco, da 2 mesi, nel senso che ho passato a miglior vita. Adesso ci vuole, ovviamente io passerei il testimone ideale, perché sono stato direttore d'orchestra abbastanza, ho fatto tanto in Friuli, ma adesso come persona vedo lui come ideale continuatore di tutto quello, in un certo senso, che ho fatto per il Friuli. E sia ben chiaro che io negli anni 60, 70 ho cominciato con l'orchestra da Camera de Anna, eravamo in 20 gatti, 18, 20 piccoli, e dopo con Perosa che mi ha dato fiducia e che ho potuto ingrandire quell'orchestra e farla diventare orchestra sinfonica. E quindi adesso ci vuole qualcuno che deve continuare questa mia missione. Tra l'altro non dico anche di Federico Driussi, che con l'SCF abbiamo sempre collaborato fin dai tempi antichi, forse devo essere stato anche io lì presidente direttore artistico, devo averne fatte anche lì di tutti i colori, ma insomma bisogna adesso portare avanti questi giovani, secondo me, e soprattutto nella figura, anche come direttore d'orchestra, come compositore di altissima qualità e geniale come Alessio Venier, con la struttura che ha adesso, che con Gabriele che dirige tutto, e anche dal punto di vista corale ci sono tanti bravi maestri, ma non posso non rimanere impressionato tra i tanti che ho visto, senza nulla togliere a nessuno, da Denis Monte e da quello che è riuscito a fare, al carisma che è riuscito a tirar fuori da 120, 100 e passa coristi, ecco. Quindi secondo me il futuro adesso, caro assessore Cigolò, che da tempo è nelle mani, secondo me, di questi giovani. Io ringrazio tutti perché è un concerto che mi rimane nel cuore. Grazie. Grazie maestro. Quindi diciamo a Fabrizio Cigolotti, all'assessore Cigolotti, il compito di chiudere insomma questa conferenza stampa, che è la fine di un grande progetto. Grazie anche al Comune di Udine. L'orchestra è presente in città anche durante l'estate, insomma, anche se l'orchestra ha sede a Gemona, molte delle attività che facciamo sono sul territorio della città di Udine, e molte ce ne saranno, perché al momento ovviamente siamo fermi, ma alla ripresa, quando potremo riprendere, abbiamo già in serbo molte attività, compresa la ripartenza della nostra stagione. Quindi cedo il testimone a Fabrizio Cigolotti. Grazie al presidente Bressan. Mi ha fatto un po' commuovere il maestro Temmel, scusatemi, ma sapete, c'ho una certa età, poi siamo colleghi anche nel medesimo Istituto Nazionale di Previdenza Sociale da qualche anno, insomma, ecco, quindi siamo come dire, col cuore tenero, però a me fa piacere ricordare a distanza di un anno giusto, ecco, la bella iniziativa che avete realizzato e che il Comune è stato lieto ed onorato di ospitare nel Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la messa dei bambini di John Rutter e anche tutto il resto del programma che, come avete giustamente ricordato, è stato molto molto apprezzato. Ecco, effettivamente viviamo un anno strano, un anno difficile, e guardarci indietro soltanto 12 mesi fa, quella che era la nostra esperienza di vita e i programmi che avevamo, ecco, non ci fa altro che sperare che questo 2020 ci lasci presto e ci consentano le disposizioni, la ricerca, le misure di prevenzione di riprogrammare il nostro futuro. I filarmonici friulani sono ormai di casa qui a Udine e non posso non ricordare sempre l'anno scorso quella bellissima serata che abbiamo trascorso insieme e correggimi Presidente, era ai primi di luglio se non sbaglio, 10-11 luglio in Castello con i Carmina Burana, ecco, con un altro coro
straordinario come il coro del Friuli Venezia Giulia, ecco, eravamo lì insieme. E perché cito questi due momenti? Perché secondo me l'orchestra dei filarmonici friulani ha una cifra qualitativa e artistica, per quanto giovane, di assoluto valore. Maestro Temer, chiedo conforto anche a lei, riescono a cimentarsi su registri estremamente diversi, estremamente complessi e sempre con ottimi risultati. Questa è una realtà straordinaria che quindi ci consente di guardare con fiducia al nostro presente e al nostro futuro, ma ci consente anche di dire che qui esiste una tradizione musicale straordinaria, che trova nel conservatorio il suo momento formativo sicuramente più alto, ma che viene alimentata da tutte queste espressioni musicali che operano nel nostro Friuli di grande valore. E fra questi ci sono sicuramente anche i nostri cori. Ecco, i cori che come ha ricordato il presidente Driussi, che saluto e che ringrazio, consentono appunto a tantissime persone, giovani soprattutto, di cimentarsi in questa espressione, come dire, culturale, musicale, che non è solo mettere insieme le voci, mettere insieme le vibrazioni, gli stati d'animo, ma è anche studio, è anche applicazione, è anche sacrificio, e anche capacità di mettersi a contatto con gli altri, ascoltare gli altri, e quindi sono dei momenti che hanno un valore artistico e culturale in sé, ma hanno anche un profondo valore sociale e civile, che noi dobbiamo preservare, sostenere e valorizzare proprio, io credo, per tutti questi motivi. E quindi c'è stata una stagione in cui si è seminato bene, adesso cominciamo a raccogliere i frutti. E la cosa che mi piace anche sottolineare è che questi giovani hanno la capacità di interpretare musiche, brani e espressioni, come dire, di ogni paese, di ogni tradizione, da Orff a Ratter, per dire, che sono diversissimi, ecco, ma mantengono salte le radici anche della propria identità, si sentono e sono friulani. Ecco, questa è una cosa molto bella, e quindi lavorano, studiano, interpretano brani della autentica tradizione friulana, anche se la friulana, come sappiamo, sono tante cose, ecco, però vogliono mantenere sempre anche questa attenzione nei confronti della produzione musicale della nostra terra. E quindi ci sono tutti gli elementi di soddisfazione da parte mia, perché l'obiettivo che abbiamo come strategia di politica culturale, inutile dirlo, lo sapete tutti, ma io lo ribadisco, è quello di fare di Udine effettivamente un centro di valorizzazione dell'intera realtà del Friuli, questa terra ricchissima che ne ha vissute tante, ecco, però riesce, secondo me, in ogni campo a dare delle espressioni di grande rilievo, di grande interesse, di grande qualità e sempre attuali. Per me questo momento di difficoltà che stiamo attraversando legato al Covid e che la cultura, e vede purtroppo la cultura, posso dire abbastanza negletta, abbastanza marginale. Certo, ci sono cose più importanti, niente da dire, però i lavoratori dello spettacolo hanno sofferto tantissimo, e non è che abbiano avuto grandi segnali di attenzione, ecco, in questo anno tanto tribolato, diciamolo pure. Anche adesso si parla sì di mille problemi, giustamente, che ci sono, anche quelli dei maestri di sci, giustamente, che non possono, ecco, esercitare la propria... È giusto parlare di questo, però ecco, io approfitto per dire che dobbiamo ritornare a parlare di cultura, dobbiamo farlo. Dobbiamo tornare a parlare della riapertura dei musei, dei cinema, dei teatri e delle sale di musica. Ecco, ci sono tutti gli elementi per poter riprendere un'attività di spettacolo dal vivo
in sicurezza, come è stato dimostrato anche nella scorsa estate, che pure ci ha visto, appunto, anche se in maniera molto, molto più difficoltosa, comunque proporre delle iniziative estremamente valide e soprattutto estremamente richieste e apprezzate dai nostri concittadini. Ecco, quindi io vedo questo incontro di questa sera come un segno di fiducia, un segno di impegno, un segno di responsabilità, che soprattutto è importante perché ci viene dai giovani, che continuano a impegnarsi e che credono nel loro futuro nel settore della musica. E assieme a loro ci sono espressioni come il maestro Temer, ai quali tutti riconosciamo questa straordinaria storia, maestro, ma anche questa straordinaria generosità nel supportare in 1000 occasioni tutto quello che viene proposto dai nostri concittadini, dai nostri friulani, e poi questa realtà dell'unione delle società corali che raggruppa, come abbiamo sentito, una tradizione che non si inaridisce, che si rinnova, che cresce, e quindi dobbiamo dare spazio a queste realtà che sono veramente una risorsa straordinaria della nostra comunità, della nostra, vorrei dire, consentitemi con un po' di enfasi, anche della nostra civiltà friulana. Ecco. Non so se mi sono allargato troppo, però io vi ringrazio sinceramente e cosa dire? Dico al Presidente Bressan, che adesso sta confezionando con i suoi collaboratori i programmi per l'estate e per le prossime stagioni dell'anno 2021. Udine vi accoglierà sempre con grande calore, con grande disponibilità e anche con grande affetto. Quindi vi aspettiamo presto qui, come aspettiamo tutti voi per un nuovo progetto, per nuovi progetti così belli, così entusiasmanti, così coinvolgenti come quello che abbiamo quest'oggi presentato. Grazie Assessore, grazie a tutti gli intervenuti. In chiusura allora ricordo che il CD è disponibile gratuitamente contattandoci ai nostri canali info@filarmonicifriulani.com o www.uscf.it. Ecco. Vi ringrazio ancora. Approfittiamo dell'occasione per fare a tutti gli auguri di buone feste, nonostante la situazione che stiamo vivendo, con l'augurio di ritrovarci quanto prima su qualche palcoscenico, a condividere emozioni come quelle dell'anno scorso. Grazie a tutti.